minacciati addirittura di morte per una cosa del genere. Come l'hai? Perché l'hai? Perché l'hai? Perché il nostro Pinuccio ci parla della sede di Pechino. L'Ai Scoglio 24. L'hai. Dillo bene, l'hai. L'Ai Scoglio 24. Ho capito. Dunque, per chi si fosse perso qualcosa, nella puntata di lunedì 12 aprile, Jerry e Michelle lanciano un servizio macchettando un po' i cinesi come avete visto. Questo a quanto pare ha scatenato sui social l'ira di qualche cinese. Che voglio dire, sono una miliardata abbondante. E insieme a loro si sono uniti tutti quelli che, un po' per indignazione, un po' per cavalcare l'onda e farsi pubblicità, stanno facendo vivere ai due presentatori una sorta di incubo, ricoprendoli addirittura di insulti e minacce di morte a loro e alle loro famiglie. Caput! A voi e a tutte le vostre famiglie! Jerry e Michelle a questo punto si sono scusati pubblicamente dichiarando che non era loro intenzione offendere nessuno. Bacino. Ma pure il bacino. Ma io dico, nell'era dell'internet veramente si può arrivare a tanta cattiveria per una cosa del genere? Oh, detta da uno che fin da bambino l'hanno chiamato Teron. Questo è un terun. Ma soprattutto gli italiani nel mondo vengono scherniti o no? They're walking out there in the street. Ah, signore, sono dove cordici, pascodonte, pascattini per gli mariti. Temperino, sì. Everything, hey, down here, hey. What the fuck? I'm morto da fame. Oh my gosh, they're clapping the pilot. Dave, they're clapping the pilot. Han blir farlig lett for unge menn å flytte hjemmefra, mener signora Cassini. Mio figlio è troppo importante, come fa a farsi da mangiare? Noen trives best hos mor. Ecco, mi sembra che nessun italiano si sia mai offeso per questo.